Poi vediamo anche Pisani, Franco e Gennaro, e quindi inizia anche la sfida con il primo tocco del Favignana. Pisani lo pressa, gli dà fastidio, infatti ruba anche il pallone, c'è Gennaro vicino a lui, palla che passa, Gennaro crossa dentro, Franco! E la sbloccano, quasi senza vedere Gennaro, sa che lì c'è Nazareno Franco che continua il suo momento d'oro, l'abbraccio con i compagni in panchina, ed è 1-0. Pisani, centralmente, Gennaro vuole girarsi, lo fa adesso Gennaro, la traversa, poi Pisani! E fa un gol, uno dei più facili della sua stagione, ma ancora una volta è Gennaro che crea tutto, ed è 2-0. Adesso c'è tanta mentalità, Gennaro, ancora per Franco, il velo, poi Pisani accarezza, calcia, e sul secondo palo trova Gennaro, forse è un tiro, forse è un assist, non si sa, comunque è 3-0. Frazzetta, l'anticipo feroce di Franco che può mettere mezzo, lo fa adesso Gennaro, e poker 4-0. Nel raddoppio con Nicchia che è molto più veloce, infatti lo sa, lo punta e adesso salta anche Frazzetta. Nicchia! Che gol ha fatto ancora Nicchia! A 5-0, questo è un gol meraviglioso. Vivarelli, Nicchia lascia scorrere il pallone, poi pette dentro per Vivarelli, che palla di Nicchia, e con il destro nel suo piede, ma va bene lo stesso. Vivarelli fa 6-0. Alessandri, Vivarelli nasconde il pallone, va sul sinistro, adesso fa tutto solo Vivarelli, e con la punta con il destro fa doppietta, 7-0. Nicchia, Vivarelli ancora, calcia e fa 8-0, tripletta per Luca Vivarelli. Adesso avanza Pisani, apparecchia verso l'aria, lo accarezza, calcia verso la porta, poi Pisani fa 9-0, un facile tap-in. Miceli è veloce, punta, è stato direttamente il suo avversario, Miceli, palla fuori, non di molto, la giocata qui, e forse poteva anche tirare prima, poi Gallina, e delle gol delle 9-1. Oggi è un po' di minutaggio per tutti, quindi poi Di Bella, dove l'ha messa? Sotto la traversa, tiro fortissimo, imprendibile, non può nulla, e fa 9-2. Calcia Catania, si gira, forse calcia Catania, doppio passo, va sul mancino e lo fa bellissimo qui Francesco Catania, che col sinistro ci aveva provato tante volte in allenamento, l'abbiamo visto voler calciare col piede meno forte, lo fa, e lo fa meravigliosamente. 10-2. C'è uno schema, infatti calcia con potenza ma non precisione, lo fa adesso invece da Sujan, va sul mancino, Sujan il palo e poi gol. Non ce l'aspettavamo, ha messo tanta precisione. Franco per Nicchia, mettete il secondo palo, Catania, palla che passa e poi la spinge in porta con la punta. Punta, parecchia per il fratello che vuole calciare con la punta. E poi con questo tiro finisce anche il match e vince il Palermo Futsal Club, che torna a sorridere, lo fa davanti al proprio pubblico e vince con il risultato di 12-2 contro il Favignana.